Sul tram di Posillipo al tempo dell'estate un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a miezza rindia fuori, quando alla via Partenove s'aglietta una signora. E allora dissi subito: signora, secca qua? Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua sanzina drangata s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo io mi strinsi ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fuori, come sospirai Cesare per coscia da signora. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Ah, fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E s'ammuccaia a signora. E allora può addunarmi che dindo tramway. A gente ci guardavano, disse: signor, scendi. Pigliaio un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io solo qua signora. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanciare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora. Io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisia ci mangiaiamo 200 lire più. Tornando immaginatevi, stavo con l'occhio fuori quando all'hotel Vesuvio scennette qua signora. E allora qui viene il graziosissimo Cayenne Petrasì. A tutti presentavami: presento mi marì. Ma aveva pigliata proprio per un cafone fuori e ghettami in da camera e s'assettaia signora. E allora mentre proprio a steve per abbracciare, vicino alla porta toccata sentette e tuzzilià: chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora, un cameriere smoking co conta da signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutti e tre. Lei prese il conto: pagalo, 2083. Con una pensata e spirito dissi: mo non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora. E allora lei fa: sei stupido? Qua stupido, ma da 100 lirette e taxi e 200 per mangiare, 2080 di camera. E questo che buon'ora. Cacciavo banca in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manca noi e noir, pigliai un cappello e subito me ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur pensione Flora e ghetta tru Amelia che m'aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che a via Vecchia Vanova non sa da mai cagnare.